Leggendo i giornali ogni giorno ci si rende conto che esistono delle notizie che sono ricorrenti, non trattano sempre dello stesso soggetto, non sono ambientate sempre nello stesso luogo, ma presentano degli schemi che si ripetono in maniera quasi paradigmatica. Nel caso della Sardegna, queste notizie sono gli incidenti stradali. Negli ultimi 2 mesi in Sardegna, leggo da un articolo di Sardinia Post, sono 28 le vittime alla strada in 2 mesi. Questo perché, a parte i casi in cui avvengono degli incidenti per colpa del conducente, per via delle sviste che ha alla guida, la gran parte degli incidenti sono dovuti anche a uno stato delle strade che mette in serio pericolo l'incolumità degli automobilisti e di chi comunque vive nelle strade. L'ultimo caso è quello nella giornata di ieri della morte di Daniele Piccia, un operaio di 32 anni di Dolianova che è morto in un incidente nella statale 387 e alla guida del veicolo c'era un suo amico, Nicola Ibba, 38 anni di Dolianova, che guidava senza patente. Attualmente Ibba è irreperibile, gli agenti non l'hanno trovato all'interno dell'auto, probabilmente si è dato alla fuga mentre sono andati in ospedale gli altri 2 passeggeri. Tutti 4 le persone all'interno del veicolo erano diretti a Cagliari su una BMW e nessuno purtroppo indossava la cintura di sicurezza. Quindi un problema di incuria delle strade, un problema anche alle volte di scarsa cultura del rischio, della importanza di avere un atteggiamento in strada sicuro, usare i dispositivi di sicurezza. Però il problema rimane, il fatto che 30 persone negli ultimi 2 mesi siano morte nella strada della Sardegna deve far riflettere a prescindere sullo stato della viabilità nella nostra isola e anche sull'importanza di educare al rispetto di se stessi e del prossimo sulla strada. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di lunedì 13 novembre. Torniamo a parlare di sanità perché oggi in primo piano sull'Unione Sarda, a pagina 2 a pagina 3, ci sono degli approfondimenti sulle difficoltà dei sardi a potersi curare. Si parla dei disservizi, ad esempio alla guardia medica dell'ospedale di Oristano di cui vi abbiamo parlato, e delle difficoltà anche all'ospedale di Bosa di avere a disposizione una TAC funzionante, ma anche allo stesso tempo la difficoltà di avere dei medici di famiglia che possano seguire tutto il percorso di prima assistenza dei sardi. E c'è un focus anche e soprattutto sull'ospedale di Nuoro che risulta proprio senza medici. Secondo la ASL 3, che ha la giurisdizione sulla provincia di Nuoro, mancherebbero circa 200 persone tra dirigenti, medici, amministrativi, OS e infermieri. E si parla poi anche delle persone che sono obbligate a dover andare fuori Sardegna per potersi curare, i cosiddetti migranti sardi della salute, così titola l'articolo di Cristina Coso a pagina 3 sempre sull'Unione Sarda. La maggior parte delle persone che partono sono donne con problemi oncologici e cardiaci. Nell'articolo viene riportato il dato dell'aumento di questo fenomeno. Infatti 5 anni fa l'11% delle donne sarde operate di cancro al seno sono partite fuori regione e nel 2022 la percentuale è salita al 19,1%. Ed è solo un esempio, ma comunque sia molto significativo di quanto l'inefficienza del sistema venga scaricata sulle persone più fragili, senza tener conto di molti spostamenti interni, con Cagliari che ovviamente fa da centro aggregatore di molte strutture ospedaliere, di conseguenza da varie parti della Sardegna si è costretti ad andare nel capoluogo. Allo stesso tempo c'è anche la difficoltà per le persone fragili di sostenere un viaggio che comunque sia è sempre difficile, è sempre anche per certi versi pericoloso. C'è anche la difficoltà di dover produrre tutti i documenti burocratici per poter ottenere il rimborso dei viaggi e quindi ricevere un aiuto economico da parte della regione. E a pagina 3 sulla Nuova Sardegna c'è un articolo di Giuseppe Centore che parla della firma nella giornata di domani dell'accordo tra governo e regione per un nuovo sistema energetico che prevederà esattamente 4 punti: il posizionamento di una capiente nave gasiera a Porto Torres, il suo collegamento con la rete di trasporto regionale, la realizzazione dei depositi costieri di Cagliari, Oristano e Porto Torres e la stessa tariffa di trasporto del gas naturale liquefatto per tutti i sardi serviti dalla rete e anche dal trasporto o su gomma. Questo progetto mira a cambiare il sistema energetico sardo grosso modo nel giro di 2 anni e punta ad arrivare alla completa decarbonizzazione dell'isola. Le sarde aspettavano da tempo questo nuovo passaggio, poiché
il costo dell'energia prodotta dai fossili è arrivata ad avere dei costi altissimi e non sostenibili da molte imprese. Il sistema legato al metano porterà quindi, come detto, alla completa decarbonizzazione, anche se i benefici per i singoli utenti, leggo sempre dall'articolo, arriveranno con il tempo e non consentiranno di abbattere drasticamente le bollette energetiche, quindi ci sarà un risparmio limitato, ma il grande obiettivo è quello di abbattere drasticamente anche la quota di anidride carbonica prodotta dalle famiglie sarde, che oggi spende la metà della sua globale bolletta energetica in energia elettrica. Parliamo anche brevemente di politica. A pagina 6 e a pagina 7 sull'Unione Sarda trovate numerosi approfondimenti su quello che è successo nell'ultimo weekend, trovate anche approfondimenti a pagina 4 sulla Nuova Sardegna. La notizia di questo weekend è stata la discesa in campo di Alessandra Todde, che vi abbiamo raccontato anche nell'articolo che trovate su toktoksardegna.org, e nella giornata di sabato c'è stato l'incontro al Teatro Doglio a Cagliari, in cui Renato Soro ha annunciato la sua candidatura appoggiata dalle liste di Liberu, Più Europa e Progressisti su tutti. Nella giornata di oggi uscirà anche un articolo che parlerà dell'incontro avvenuto a Palazzo Doglio, sempre su Tok Tok Sardegna, quindi vi invito, se volete saperne di più, a leggere anche l'articolo della nostra redazione politica. Ci troviamo quindi in una situazione che sta andando a definirsi. Sia Alessandra Todde sia Renato Soru si sono dette disponibili al dialogo con l'altra parte. Non si sa quanto questo sia effettiva volontà o strategia politica per cercare di avere un unico nome che guidi il centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Quello che sappiamo attualmente è che ci sono due nomi in campo, che a breve partirà in tutti i sensi la campagna elettorale e inizieranno gli incontri in giro per l'isola per cercare di convincere i sardi a spendere il proprio voto in vista delle elezioni regionali. Nel centrodestra ancora c'è una fase di stallo, un testa a testa tra Solinas e Truzzu, così titola l'articolo di Roberto Murgia, pagina 7 sull'Unione Sarda, ma ci sono delle tensioni all'interno della coalizione dopo le parole di Salvini, che in un comunicato ha di nuovo avvallato la candidatura di Christian Solinas alla presidenza della regione, mentre, come ben sappiamo, Forza Italia spinge per i nomi di Alessandra Zedda e Pietro Pittalis, mentre Fratelli d'Italia caldeggia la candidatura del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Quindi a breve ci sarà anche un vertice a Roma tra i leader dei partiti maggiori del centrodestra e probabilmente entro dicembre, comunque entro fine mese, si avrà il nome anche del candidato del centrodestra per definire il quadro dei candidati alla presidenza della regione per le elezioni che si terranno con tutta probabilità a fine febbraio. Sempre in tema politico, però parliamo di politica comunale, c'è un articolo, un'intervista di Roberto Sanna, a pagina 10, sulla Nuova Sardegna al sindaco di Sassari, Nanni Campus, perché attualmente il sindaco di Sassari, che è un civico però con un passato all'interno del centrodestra, governa nel capoluogo sassarese con i 5 Stelle, e la discesa in campo di Alessandra Todde e quindi il collocamento del Movimento 5 Stelle sardo all'interno dell'alveo del centrosinistra rischia di mandare in crisi i lavori della giunta, con Nanni Campus che nell'intervista ha dichiarato: sapevo che questo momento sarebbe arrivato, abbiamo lavorato bene, ma è una decisione presa dall'alto. Quindi anche qua si riprende un po' l'accordo del campo largo deciso a Roma, così come era stato definito la convergenza delle liste del campo largo sul nome di Alessandra Todde. Quindi una situazione abbastanza attesa a Sassari, con il sindaco che ha dichiarato che ovviamente non tirerà a campare, ma che le sue dimissioni sono pronte nel caso in cui i 5 Stelle ritireranno l'appoggio in consiglio comunale. E chiudiamo con la pagina sportiva. Il Cagliari ha perso nella giornata di sabato 2-1 contro la Juventus a Torino. Rossoblu che comunque stanno continuando nel loro processo di crescita dopo il tris di vittorie avvenute nelle scorse settimane. Si spera che questo trend positivo possa continuare e che quindi la pausa delle nazionali possa aiutare Claudio Ranieri ad affinare ancora di più i meccanismi della squadra in vista della sfida contro il Monza subito appunto dopo la sosta per le nazionali, che permetterebbe al Cagliari di continuare a far punti e allontanarsi ancora di più dalle zone pericolose della classifica. E la Torres ha ripreso in Serie C a correre, la vittoria in casa per 1-0 contro l'Ancona, il gol segnato
da Ruocco, che ha permesso ai sasseresi ancora di allungare contro il Cesena, che ricordiamo però ancora una gara in meno, e portarsi al primo posto di nuovo nel girone B del campionato di Serie C, mentre invece sempre l'Olbia nello stesso girone ha perso 4-1 in trasferta contro la Recanatese per 4-1. Non è bastata la rete di Dessena, tutti i gol sono avvenuti nel secondo tempo nel giro di neanche 20 minuti e di conseguenza una partita ricca di emozioni nel finale, che però non ha premiato i ragazzi di Mister Greco. Mentre invece nel basket, grande vittoria della Dinamo per 80-73 contro Trento, quindi leggo dall'articolo di 131, i ragazzi di Coach Bucchi sono riusciti a dare continuità dopo la vittoria contro il Ludwigsburg in Champions League. Quindi se volete leggere ulteriori analisi, approfondimenti sullo sport, quindi dal Cagliari alla Torres all'Olbia passando per la Dinamo e anche per il calcio regionale, vi consiglio la lettura degli articoli sul 131.it, sul sito di 131 e nell'informatore sportivo dell'Unione Sarda, e poi l'inserto sportivo della Nuova Sardegna da pagina 20. E quindi abbiamo chiuso anche oggi questo nostro appuntamento, ci vediamo come sempre domani mattina. Se la puntata vi è piaciuta vi invito come sempre a condividerla su tutti i vostri social, a taggare Tok Tok Sardegna. Ci vediamo quindi domani, un saluto da parte mia e da tutta la redazione di Tok Tok Sardegna, buon lunedì e buon inizio di settimana. Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.